esploso in un attimo quando le forze dell'ordine hanno bloccato il primo tentativo degli studenti dei collettivi di entrare a Palazzo Bo, dove era in corso una seduta del Senato accademico che doveva votare una mozione per chiedere la sospensione del bando del Ministero degli Esteri per la cooperazione scientifica con gli atenei israeliani. Gli studenti si muovono, cercano di forzare il cordone della polizia posizionato davanti all'ingresso laterale. Noi studenti siamo per la Palestina libera, mettitelo in testa, che tu ci vuoi ascoltare o meno! E mentre il Senato discute, gli universitari provano nuovamente ad entrare, questa volta dall'Iston, dove scoppiano nuovi scontri con la polizia che spinge i manifestanti lontano dall'ingresso. Alla fine la mozione è stata respinta con il voto contrario anche della rettrice Daniela Mapelli, unici 3 voti a favore della mozione anti-Israele e quelli degli studenti di un dottorando, una ventina i voti tra contrari e astenuti. Siamo usciti con nulla come ne eravamo usciti a novembre, stessa identica situazione. Un IPD che si volta dall'altra parte e soprattutto la rettrice che vota contraria alla nostra mozione e che non si vuole esprimere su questi fatti. I rappresentanti degli studenti UDU usciti dal Senato accademico lanciano un presidio per domani alle 18 in Piazza dei Signori.